Il ministro Federico D'Incalo aveva fatto intendere mercoledì scorso, intervistato nelle ore in cui fra Melle e Susegana lavoratori e rappresentanti sindacali di ACC e Electrolux stringevano un nuovo patto di solidarietà reciproca a favore del prezioso compressore prodotto a chilometro zero. Io credo che nelle prossime giornate ci potrebbero essere dei risvolti positivi nei confronti della situazione per quello che riguarda appunto ACC, Embraco e il progetto di Italcomp. E così è stato. La svolta attesa è arrivata venerdì sera con l'inserimento di un provvedimento all'interno del decreto sostegni che garantisce alla ACC di poter guardare al futuro con più serenità e di proseguire nel percorso verso la nascita di Italcomp. Avevamo la percezione che il silenzio che arrivava da Roma non fosse un silenzio inerte alle sollecitazioni del territorio, ma tutto sommato ci fosse una volontà di risolvere il problema e rappresentasse la caratteristica di questo governo di parlare soltanto quando ci sono delle azioni concrete. Concretamente sarà quindi creato un fondo che assicura alle imprese una continuità operativa grazie alla concessione di prestiti. Nella fattispecie l'aiuto servirà a assicurare la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature, ma anche per le altre misure indicate nel programma presentato. Ora serve un incontro urgente al Mise per l'approfondimento tecnico della piena applicabilità della misura al caso di ACC, anche e soprattutto in relazione alle tempistiche, hanno dichiarato a caldo l'assessore al lavoro del Veneto Elena Dorazzani e la collega piemontese Elena Chiorino. La norma si propone come alternativa al sistema bancario sul quale deve essere aperta una riflessione. È una riflessione che deve essere fatta a livello generale, globale, sulla mission che devono avere questi sistemi bancari nel sostenere lo sviluppo del territorio e soprattutto nel sostenere situazioni come di particolare difficoltà come possono essere quelle della provincia di Belluno